Eder. Mac. Pallister. La criminologa Ursula Franco si è distinta per la sua posizione netta e fuori dal coro, sostenendo che Liliana Resinovic non sia stata uccisa, ma si sia tolta la vita in modo autonomo. La Franco porta avanti da tempo questa teoria, basandosi su alcune risultanze medico-legali: assenza di segni di difesa, nessuna ferita compatibile con un'aggressione e condizioni del cadavere che, secondo lei, sarebbero compatibili con una morte per asfissia volontaria e una lunga permanenza nel luogo, favorita dal microclima creato dai sacchi di plastica. Nessun assassino, nessuna messa in scena. Liliana si sarebbe scelta da sola il luogo, il momento e il modo. Il vero nodo però è che la posizione della Franco non convince praticamente nessuno tra gli esperti seri e viene considerata poco credibile anche da una fetta consistente dell'opinione pubblica. Tuttavia, proprio perché nessuno ha mai posto un freno concreto al moltiplicarsi delle versioni, dall'omicidio passionale al delitto familiare, dal serial killer alle piste più fantasiose, si è creato un caos totale. Ed è in questa giungla di narrazioni che figure come la Franco hanno potuto trovare visibilità e legittimazione, proponendo tesi minoritarie come se fossero una delle tante opzioni possibili. Sfruttando la totale assenza di coordinamento nella comunicazione pubblica e investigativa. Mentre si diffondevano queste ricostruzioni alternative, la situazione di Visintin cambiava radicalmente. Da persona preoccupata, finita improvvisamente al centro dell'attenzione mediatica e delle indagini, oggi è ufficialmente indagato per omicidio, a soggetto che, col passare dei mesi, sembra sempre più tranquillo e meno agitato, quasi protetto dal vortice di dubbi, smentite, contraddizioni e mille piste che nessuno ha mai davvero fermato o chiarito. Nel frattempo, Claudio Sterpin, l'amico autoproclamatosi amore segreto di Liliana e ora grande accusatore di Visintin, si è avvitato in mille versioni diverse, cambiando ipotesi e sospetti a seconda delle settimane. Così facendo ha perso ogni autorevolezza e ha di fatto rafforzato la strategia difensiva di Visintin, che oggi può limitarsi a sottolineare la totale confusione che regna nel caso. In definitiva, la confusione creata da un'informazione incontrollata e da un'inchiesta che non ha mai messo ordine tra le ipotesi ha avuto un solo vero risultato: facilitare la vita sia a chi deve difendersi, sia a chi, come la Franco, con le sue teorie minoritarie, ha potuto trovare spazio e attenzione che in un contesto serio e ordinato difficilmente avrebbe avuto. Così il caso Resinovic resta impantanato tra voci, sospetti, teorie fantasiose e l'unica certezza è che, in mezzo a questa nebbia, la verità continua a sfuggire a tutti. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.